La Repubblica delle caste. Anche l'Italia ha le sue. Nel produttivo nord-est ce n'è molte, anzi troppe. Tutti ce l'hanno coi politici, che in effetti godono di molti privilegi, ma ogni paese ha i suoi gruppi chiusi che mirano solo a difendere il proprio campanile e le proprie rendite di posizione. Lobby ce n'è nella sanità, nella finanza, nella cultura. Ogni tanto però viene fatto qualche passo avanti. Per esempio, i redditi dei consiglieri regionali veneti sono pubblici. Dalle dichiarazioni presentate nel 2016 viene fuori che si va dai 175.000 ai 40.000 euro. Per qualcuno alla sua prima legislatura è un vero e proprio exploit, perché prima di essere eletto guadagnava la modica cifra di euro zero. Certo, ai signori che abitano i palazzi del potere lo stipendio è pagato coi soldi pubblici, quelli di tutti i cittadini. Se un consigliere regionale lavora bene, se li ha guadagnati tutti questi soldi. In effetti, molti politici lo stipendio se lo guadagnano tutto, con l'impegno e il talento, quando c'è talento, perché poi è anche vero che farsi eleggere non è obbligatorio. Questo signore, per esempio, ammette che non sarebbe proprio portato. No, Perché non è un buon diplomatico. no. Quindi non può neanche meritarsi quello stipendio. No, non è giusto. Allora non può neanche criticare. Esatto, sì. In effetti, per criticare prima bisogna essere capaci di farle le cose, e quella del politico è una missione difficile, missione, non professione, perché non può essere un lavoro come un altro, tanto per avere un reddito, altrimenti il rischio è quello di un paese che va a due velocità, quella dei privilegiati e quella della povera gente. E noi paghiamo, noi povera gente, siamo qua al freddo per pagare loro che stanno al caldo.